Difficile sapere come sarà la prossima estate, ancor più complicato sapere cosa succederà con una guerra così vicina e con un'escalation così imprevedibile, ma gli imprenditori del turismo non vogliono arrendersi all'incertezza e la conferma arriva dall'inaugurazione della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle. E noi francamente vediamo un futuro roseo, perché così dobbiamo essere, sia a livello politico che a livello imprenditoriale. Ci siamo dotati di un piano strategico regionale, lo abbiamo rivisto, lo abbiamo ammodernato anche in base a tutto ciò che è accaduto in questi anni, al Covid prima, alla crisi della guerra in Ucraina, e quindi al fatto che questo piano deve essere un piano flessibile che si adatta ai cambiamenti che purtroppo ci sono e sono più veloci di quanto a volte pensiamo, e quindi un piano flessibile che ogni anno andremo invece a puntualizzare, ascoltando gli operatori e mettendo le risorse a disposizione per poter creare tutte quelle sinergie necessarie per incrementare il nostro turismo, ma soprattutto un turismo di qualità e sostenibile. Credo sia emerso con forza il grande lavoro di squadra e di sinergia che si sta producendo in questi mesi su questo territorio tra le associazioni di categoria, il comparto delle imprese, tutto il mondo delle istituzioni, a partire dagli enti locali, dalla regione, financo ai rappresentanti della politica territoriale in Italia, a Roma e in Europa. Il sistema della Costa Veneto continua a lavorare in sinergia per ottenere i risultati più importanti per le nostre aziende, quindi da una parte prepararle a essere pronte quando sarà necessario affrontare i percorsi di evidenza pubblica sull'annoso tema delle concessioni demaniali, e dall'altra parte iniziare a portare un nuovo approccio, delle nuove strategie per la difesa del territorio, non solo dal punto di vista etico e ambientale, ma anche e soprattutto per mettere in sicurezza quella che di fatto è una componente fondamentale dell'economia di questo territorio. Intanto si continua a lavorare e a confrontarsi sulla Bolkenstein. Adesso questo testo andrà in Regione per concordarlo anche con Regione Veneto. Noi non vogliamo legare a tutti i costi, però se la norma ci costringerà le applicheremo, faremo quello che la legge prevede nel rispetto però di 3 aspetti fondamentali. Il valore economico, ma che è quello meno importante, perché i canoni non rimangono nei nostri territori, ma soprattutto quelli che sono gli investimenti per rendere le concessioni demaniali delle concessioni importanti e dare risposta alle esigenze di lavoro e del turismo, e l'altro aspetto quello del know-how, cioè noi dobbiamo valorizzare chi ha investito nel demanio e nel turismo.